Claudia Cecco, presidente della Corale Santa Cecilia, una nobile istituzione musicale fondata addirittura nel 1911. Ecco, Claudia, brevemente ci puoi raccontare la storia di questa realtà? E dobbiamo ringraziare i conti Pancera di Zoppola, nella fattispecie il conte Francesco, che è andato a recuperare il maestro Piero Bon per fondare una corale, una schola cantorum a propria Zoppola, quindi dai bambini fino agli adulti, con un centinaio circa di coristi all'inizio. E la cosa bella era che raccontano i coristi di una volta che per andare a prove andavano per le strade cantando, passando davanti alle case dei coristi per poi portarli tutti quanti a prove. Visto che ultimamente la passione per il canto è molto scesa, diciamo, abbiamo intessuto quasi 20 anni fa una collaborazione con la Corale Casarsese e quindi, pur restando comunque ognuno le sue attività, ognuno i suoi impegni, però cantiamo insomma sempre assieme per poter fare cose un po' più belline, e quindi questa è la scelta del brano che abbiamo cantato oggi. Sì, un interessante brano che parla un po' dei giovani e della vita anche di Casarsa. Ma un maestro Molinari che da anni dirige questa corale, ecco, maestro, cosa ci puoi raccontare di questo brano? Questo è un brano musicalmente semplice, si intitola L'inno dei miei fantaz, ossia in friulano fantaz vuol dire ragazzi. È una poesia, se volete, di Pasolini tenerissima, di un Pasolini giovane, di un Pasolini ancora in sviluppo, se volete. Ecco. E parla appunto dei suoi ragazzi che lui istruiva, non solo musicalmente, perché insomma non era il suo campo, ma anche culturalmente. E questo immaginiamolo cantato con seduti su un muretto sotto un tiglio, così questi giovani, e ne nomina uno per uno le qualità vocali che questi avevano. E alcuni di quelli poi appunto facevano proprio parte della corale Casarsese. Nominiamo uno fra tanti, per lo importantissimo Gigion, che nella seconda strofa lo potrete ascoltare. Ma la musica è di Pina Calz? La musica di Pina Calz e il maestro Pradal l'ha un po' in maniera semplice elaborato. È sul testo di Pierpaolo Di Pierpaolo Pasolini, sì, Beh, originale. allora ascoltiamolo questo brano. Direi. Fantastico.